Tiene banco la destinazione d'uso dell'area Monsignor Negrin a Bassano, immobiliare o sociosanitaria. 2 carabinieri salvano una ragazza di Marostica dall'annegamento nel Brenta. Inchiesta sulla morte dell'ex farmacista di Solagna, spirata poche ore dopo lo schianto. Il prete anticamorra sfida l'attentatore di Enego, mettici la faccia se hai il coraggio, altrimenti sei uno scemo. La polizia arresta uno scooterista che si è dato alla fuga a Bassano. Bracciante agricolo abbandonato ferito, la manifestazione di solidarietà dei sindacati a Schiavon. Difendere l'alpinità, la provincia di Vicenza stanzia fondi per le 5 sezioni ANA. Al via le iscrizioni al concorso musicale Under 35 nel quartiere di San Michele. Buonasera e ben ritrovati dal TG Bassano. Quale sarà la destinazione d'uso dell'area Monsignor Negrin in città? È una questione di cui si dibatte da anni e adesso, visto che la proprietà è dell'ULSS, si sta arrivando allo snodo finale. Il servizio di Ferdinando Garavello. La casa della comunità di Bassano del Grappa è operativa da un paio di settimane. Ma questo lo sapevamo già. Parte dei servizi attivi nel nuovo plesso a ridosso del San Bassiano arriva dal complesso di via Monsignor Negrin, destinato a svuotarsi del tutto nei prossimi mesi. Eppure questo lo sapevamo già. Quel che non sappiamo, però, è cosa sarà dell'area che accoglie il distretto sociosanitario bassanese dell'ULSS 7 Pedemontana. Di sicuro c'è solo che l'azienda sanitaria ha deciso di venderla, tanto che la faccenda è già approdata in Consiglio Comunale con tutte le preoccupazioni del caso. Peccato che dall'autunno dell'anno scorso non si sia più sentita ronzare neppure una mosca su questo argomento, anche se in realtà l'iter sembra essere andato avanti. Ora, come dicevamo, la casa della comunità è attiva e lo svuotamento di Monsignor Negrin è partito e non si torna indietro. E poi le strade sono 2. Cambio di destinazione con palazzine, direzionale e abitativo, oppure una continuità nell'ambito sociosanitario. I paletti, a dirla tutta, ci sono e come, visto che risulterebbero vari vincoli sull'area. C'è un vincolo sul parco, ad esempio, di natura paesaggistica, e alcune caratteristiche degli edifici, molti dei quali vanno per il secolo, potrebbero rientrare in un vincolo che imporrebbe rispetto del carattere storico e architettonico delle strutture. Per non parlare dell'inquadramento urbanistico, comunque molto limitato. Infine c'è il vincolo più importante di tutti, quello fondante, ovvero il motivo dell'esistenza del complesso come punto di riferimento prima esclusivamente sanitario e poi sociosanitario. In poche parole, questo vincolo, anche morale, dovrebbe segnare il destino dell'area come polo per i bassanesi, per il territorio, per il tessuto sociale cittadino. Comune e azienda sanitaria sembrano volersi muovere a braccetto verso questa soluzione, ma il silenzio di questi mesi apre la porta ad altre ipotesi e adesso il rischio è che Monsignor Negrin diventi un caso, anzi il caso di questo nuovo corso politico. Indagini a tutto campo ad Asolo dei carabinieri per scoprire i responsabili dell'assalto ai fratelli Furlanetto. Mirko Cavallin. I rapinatori di Asolo parlavano in dialetto locale. È il dettaglio che emerge dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a mano armata di mercoledì sera ai danni di Paola e Guido Furlanetto. I 2 fratelli, 67 e 70 anni, rimangono chiusi nel loro riservo, riferendo di aver dato tutte le informazioni necessarie agli uomini dell'arma. La loro linea telefonica fissa, tranciata dai rapinatori subito dopo la loro irruzione, è stata ripristinata, così come è stato riparato l'infisso sul retro usato per entrare in casa. Gioielli e ori di famiglia di valore non quantificato con 900 euro in contanti sono il bottino del terzetto di ladri, arrivati attraverso i campi di mais confinanti, scelti anche come via di fuga. Il fatto ha colpito tutta la comunità asolana, dove la famiglia è molto nota. È stata un'azione
delinquenza molto sostenuta, molto forte, che non avevamo visto nelle nostre zone da molti anni. Col volto nascosto da passamontagna e armati di 2 coltelli e una pistola puntati al collo dei Furlanetto, li hanno minacciati lasciandoli fortunatamente illesi. L'Arma e la polizia locale stanno collaborando per individuare i responsabili. Sono allertati tutti, quindi le telecamere che sono oggetto di controllo da parte della polizia sono messe a disposizione anche del servizio dei carabinieri. La zona tra Asolo e Altivole non è nuova a furti e rapine, come racconta una residente. In diverse abitazioni, anche a novembre, alle 5 di sera, praticamente hanno fatto più di qualche casa, però ci hanno detto che dobbiamo star fermi, che bisogna, come si dice, andare avanti così, nel senso che bisogna accettare, e noi non accettiamo più niente, siamo stanchi, punto. L'esasperazione riguarda anche l'impunità nei confronti di chi commette reati contro la proprietà privata. Io sono stanca come tutti, qui vicino e anche in altri paesi, non si può andare avanti così, cioè noi siamo vittime a casa nostra, dicono che le persone vengono qui per lavorare, mi sa che vengono qui per rubare e continuano a dire integrazione qui non c'è. Salvataggio da ultimo minuto questa notte in città a Bassano. 2 carabinieri si sono lanciati nel Brenta e hanno salvato una ragazza di 19 anni, Vanessa Banzato. Provvidenziale intervento dei carabinieri di Marostica e Nove che proprio nelle ultime ore della giornata nazionale dell'Arma hanno salvato la vita a una 19enne della città degli Scacchi, caduta dal ponte della Vittoria di Bassano nelle acque del Brenta. Un volo di 20 metri che poteva esserle fatale. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, dei militari e dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i carabinieri che hanno raggiunto la riva del fiume aprendosi un varco tra la fitta vegetazione. Sono entrati in acqua, con non poca fatica sono riusciti ad afferrarla e trarla in salvo, prestandole una prima assistenza. Pare abbia riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Con l'aiuto dei pompieri la giovane è stata portata sino all'ambulanza e quindi condotta al San Bassiano. Per lei i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Luciana Medici, ex farmacista di Solagna, purtroppo ieri è deceduta dopo un incidente. L'inchiesta accerterà le reali cause. Era una persona più gentile che avevamo qui in paese. Così il vice sindaco di Solagna, Daniele Andrea Nervo, ricorda Luciana Medici, l'ex farmacista del paese, morta giovedì pomeriggio al San Bassiano a seguito delle ferite riportate nell'incidente in cui era rimasta coinvolta solo poche ore prima. La donna, 84 anni, stava andando a fare alcune commissioni. Al volante della sua auto stava uscendo da una strada laterale per immettersi in via Riviera Secco, quando per motivi ancora al vaglio dei carabinieri è finita dritta contro il muretto che divide la carreggiata dalla pista pedonale lungo il fiume Brenta. Un impatto tremendo, la donna ha riportato lesioni e traumi molto gravi, ma era cosciente. Poi l'epilogo drammatico. Tra i primi a intervenire proprio il vice sindaco Nervo. La scena che abbiamo visto era molto drammatica, una scena molto complicata e siamo rimasti un po' tutti quanti affranti e bloccati al momento. Abbiamo aiutato la gestione del tecnica, appunto caratteristiche di quelle cose là e anche il traffico. Un po' con i volontari, un po' con i dipendenti comunali abbiamo gestito anche la dinamica strada. Il traffico in pieno orario di punta è stato rallentato fino a che il veicolo non è stato rimosso e l'arteria rimessa in sicurezza. Siamo riusciti a organizzare tutto velocemente, abbiamo aperto già subito con i carabinieri una corsia, quindi siamo riusciti a dare il passaggio al traffico. Abbiamo avuto un po' di problemi sul marciapiede dove siamo adesso, però abbiamo risolto velocemente. Assieme al sindaco Bertoncello, l'amministrazione deciderà che azioni portare avanti per ricordare la figura di Luciana Medici. Di certo è tanto il vuoto che lascia nel piccolo comune della Val Brenta. Una persona che ha dato un contributo al territorio e alla collettività, al di là del lavoro stesso che facevano come farmacisti in paese. È veramente una persona molto molto gentile e questa cosa ci piange il cuore, ecco, come amministrazione soprattutto. Un abbraccio sincero tra Don Maurizio Patriciello e il giovane cronista di Enego Adriano Cappellari. Poi il sacerdote, parlando alle centinaia di persone convenute in via Cadolfin, ha detto, sfidando l'attentatore: mettici la faccia se hai il coraggio, altrimenti sei uno scemo.
Vergognati, mettici la faccia almeno, altrimenti sei solo un vigliacco e un povero scemo. Applausi quando Don Maurizio Patriciello scandisce queste parole che danno sostanza all'abbraccio carico di significato con il cronista Adriano Cappellari, avvenuto all'inizio dell'incontro pubblico davanti a centinaia di persone. Un abbraccio sincero. Da una parte Maurizio, sacerdote impegnato da anni contro la camorra nella terra dei fuochi, dall'altra il ventenne Adriano, il giornalista di Enigo che sabato sera ha subito l'attentato incendiario davanti alla propria abitazione. Alla tenso struttura Santa Croce di via Caldolfin, l'incontro tra i due assume il valore di una testimonianza civile. Don Patriciello non gira attorno al problema e parla con parole nette. Ti hanno dato la scorta? Pure io ce l'ho, scherza inizialmente con Cappellari. Poi il tono cambia e il messaggio si fa profondo. La sorte di Adriano dobbiamo sentirla tutti nostra, perché il suo problema non è personale né familiare, è un problema sociale, afferma il sacerdote davanti a una platea attenta e commossa. Per Don Patriciello l'attentato non riguarda soltanto un giornalista, colpisce il diritto di informare e la libertà di una comunità di conoscere la verità. Per questo invita cittadini e istituzioni a non lasciare solo chi denuncia e racconta i fatti. Un messaggio raccolto dal sindaco di Bassano, Nicola Finco, che con a fianco il giornalista minacciato ha detto: sono convinto che la forza di tanti servirà per combattere queste frange estreme che vogliono il male della nostra società, ma da noi non troveranno mai terreno fertile. Bassano, una fuga spericolata da parte di uno scooterista si è conclusa con il suo arresto. Attimi di tensione nel pomeriggio a Bassano del Grappa. Gli agenti del commissariato sono intervenuti dopo la segnalazione di 2 persone a bordo di uno scooter che disturbavano i clienti di un distributore di carburante in Viale Vicenza. Alla vista della pattuglia, il conducente del mezzo non si è fermato all'alta della polizia e si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento per le strade cittadine. Il giovane ha percorso diversi tratti ad alta velocità, effettuando sorpassi pericolosi e mettendo a rischio automobilisti e pedoni costretti in alcuni casi a scansarsi per evitare di essere investiti. Durante la fuga il passeggero, risultato essere il proprietario dello scooter, avrebbe inoltre cercato di coprire la targa per impedirne l'identificazione. La corsa si è conclusa nel parcheggio di un centro commerciale cittadino dove i 2 sono stati bloccati dagli agenti. Accompagnati in commissariato, il conducente, privo tra l'altro della patente necessaria alla guida del motociclo, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Denunciato a piede libero invece il passeggero. No a un lavoro disumano è l'appello lanciato oggi dalla CGIL a Schiavon dopo il caso del 56enne abbandonato sanguinante davanti all'ospedale di Bassano e dopo il caso drammatico e gravissimo dei 4 braccianti arsi vivi in Calabria. Vogliamo essere pagati, non pagare con la vita. Basta sfruttamento, basta silenzio. Sono solo alcuni dei cartelli apparsi durante il flash mob promosso da CGIL Fly Veneto e Provinciale in piazza Risorgimento a Schiavon, il paese dove lavorava il 56enne indiano assunto senza regolare contratto da un'azienda agricola del posto. L'uomo era caduto da 5 metri d'altezza riportando gravi ferite. I titolari dell'impresa, poi scoperti e denunciati, lo caricarono in macchina e lo abbandonarono sanguinante in via Cadolfina a Bassano. L'uomo, sottoposto a intervento chirurgico, è sopravvissuto e la vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica per la crudeltà e la disumanità. È proprio contro la disumanizzazione del lavoro che si è concentrata la protesta, partecipata nonostante la pioggia battente. Sempre di più c'è un'alienazione da parte di tutti verso la dignità del lavoro e dei lavoratori stessi, e quindi noi siamo qui oggi per dire che prima vengono le dignità dei lavoratori che sono poveri pur lavorando e poi viene il profitto, come dice la nostra Costituzione. Noi stimiamo con una stima molto prudenziale che in Veneto ci sono presenti sul territorio più di 6.000 lavoratori in forte vulnerabilità e in riduzione di schiavitù. I dati ci dicono che ad aprile-maggio solo nel Vicentino siamo a oltre 13.000 denunce di infortunio sul lavoro, abbiamo già avuto 3 morti sul lavoro.
Insomma, c'è un fenomeno che va aggredito e per aggredirlo servono i controlli, ma serve anche maggiore serietà da parte delle imprese che non possono pensare di continuare a fare profitti sfruttando a tal punto i lavoratori che rischiano anche la vita in molte situazioni. Tra l'altro anche CGIL e CGIL Fly Veneto parteciperanno al corteo di sabato ad Amendolara in Calabria dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan. Diffondere l'alpinità, per questo la provincia di Vicenza ha stanziato dei fondi per le 5 sezioni ANA del Vicentino. Diffondere l'alpinità è il titolo del bando voluto dalla provincia a favore delle 5 sezioni vicentine e dell'Associazione Nazionale Alpini, con la volontà di promuovere, soprattutto tra i giovani, i valori alpini attraverso attività educative grazie ad un contributo di 20.000 euro. Una iniziativa di sostegno all'essere alpini che si inserisce in quello che è il protocollo Val di Tara, Associazione Nazionale Alpini, che non solo legittima la presenza degli alpini nelle scuole fra i ragazzi, ma anzi la auspica. E noi abbiamo voluto dare un segnale concreto nelle tantissime iniziative che consentono ai nostri alpini delle 5 sezioni di trasferire quei valori che sono propri appunto di chi porta il cappello ai ragazzi di oggi. Tra le progettualità proposte ci sono escursioni, notti in tenda, caccia al tesoro sull'Ortigara, 200 km di camminata sul Grappa, attività di protezione civile, approfondimenti della Costituzione fino ai campi scuola per Bassano e Vicenza. Quest'anno l'attività sarà quasi praticamente tutta fuori sede, faranno tutto il massiccio del Grappa, l'Alta Via degli Eroi da Feltre fino a Cima Grappa, per poi passare sul Pasubio. Faremo 15 giorni con questi ragazzi dai 16 ai 24 anni a Zovencedo San Gottardo, è il primo campo scuola nazionale della sezione di Vicenza Monte Pasubio e lì porteremo i nostri ragazzi tende, scarponi e li faremo camminare sulla viva roccia e li terremo lontani dai social. Abbiamo ipotizzato di fare delle mappe, una caccia al tesoro con i bambini delle elementari, delle scuole primarie, dove loro possono venire in Ortigara, trovare i punti più interessanti dell'Ortigara, saperne la storia, conoscerne la storia e alla fine, se dimostrano di aver fatto il percorso, di aver trovato questi punti, riceveranno una piccola medaglietta a ricordo di quello che hanno fatto. Sono indirizzati soprattutto per quei ragazzi che vogliono capire cos'è la protezione civile, cos'è il mondo alpino e si creino una coscienza civica che alcune volte manca. Siamo riusciti finalmente ad entrare nelle scuole medie di Asiago per presentare quelle che sono le attività dell'ANA e soprattutto con un tema particolare che è stato quello del ruolo delle donne durante la prima e la seconda guerra mondiale. Lupi e orsi, che cosa fare? Nel consueto dialogo con voi telespettatori vi sottoponiamo il quesito. Potete mandare i vostri messaggi all'indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione oppure al numero di WhatsApp. Poi prima della sigla li vedremo. Una giornata di sport e di divertimento al Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta. Ferdinando Garavello. Una giornata di festa e di sport per centinaia di famiglie, tra pedalate, un po' di fatica e tanta voglia di stare assieme. Si è svolta domenica al Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta la 24esima edizione del Gran Premio Autocarrozzeria Angela, che ha portato sul percorso sterrato un bel numero di giovanissimi, con la possibilità di partecipare anche per i piccoli dai 5 ai 15 anni non tesserati. L'evento, organizzato sotto l'egida del CONI e della Federazione Ciclistica con l'associazione Bici Sport e il Comune, si è trasformato come sempre in una grande occasione di sport e crescita per i partecipanti e le loro famiglie, all'insegna dei valori delle due ruote e di un sano agonismo. Per la cronaca, la vittoria è andata al Veloce Club Città di Marostica con 17 punti, seguito dall'Hellas Monteforte con 13 punti. Adesso ci trasferiamo a Marchesane, dove questa mattina a scuola c'è stata una bella e simpatica iniziativa. L'ultima campanella fa storia a sé, ogni anno e in ogni scuola.
Ma a Marchesane c'è qualcosa di più che va oltre il semplice scampanellio che chiude un anno scolastico. È il silenzio fuori ordinanza di un piccolo scolaro di quarta elementare che per tutto l'anno si è allenato con la sua tromba per salutare la Maina Bandiera davanti a uno stuolo di genitori commossi e maestre con la lacrima all'angolo dell'occhio. Presenti, come sempre, gli alpini del gruppo di Marchesane per far scendere l'ultimo tricolore di quest'anno scolastico e l'assessore Andrea Viero per rappresentare l'amministrazione. Poi, tra una ghianda di vaia che pian piano si trasforma in quercia e tanti piccoli che pian piano si avviano alla vita guardando al futuro, è un gran bel arrivederci alla prima campanella di settembre. Adesso con Nancy Galdi andiamo alla scoperta di un nuovo contest musicale a San Michele. Non è Sanremo, è San Michele. Quest'anno la festa patronale di San Michele si rinnova e lancia una novità dedicata ai giovani musicisti del territorio. Il primo contest musicale per band e progetti under 35, Smells Like San Michele. Sarà domenica 27 settembre, proprio il giorno di chiusura della festa. Daremo la possibilità appunto a 5 band selezionate di esibirsi. Una giuria le giudicherà e la band che si aggiudicherà appunto il primo posto si esibirà nel concerto dalle 9 in poi la stessa sera. Dal rock al pop, dall'indie all'urban, cover o brani propri, le candidature resteranno aperte fino a fine luglio, poi spazio alla selezione. Quest'anno ci siamo inventati qualcosa di diverso. Questo primo contest vuole mettere in risalto anche le loro capacità a livello artistico, culturale e esprimersi sopra un palco vero. Vogliamo far salire nel palco proprio dei ragazzi di gruppi emergenti. Oltre all'esibizione finale, la band vincitrice si aggiudicherà anche 10 ore di utilizzo della sala prove di Mook Grade Music Space a Bassano del Grappa. Importante è appunto fare un connubio tra tradizione e innovazione, appunto inserendo il comparto giovanile in magari sagre padronali che da sempre sono più riservate a un pubblico più adulto. E ringrazio in particolar modo appunto il quartiere San Michele proprio per aver voluto portare questo contest di giovani per farli esprimere insomma nell'arte della musica che permette loro insomma di lanciare dei messaggi e di essere se stessi anche e di portare appunto questo volto nuovo giovanile. Altre notizie dal territorio. Educare gli adolescenti nell'era digitale. L'incontro con gli esperti si terrà giovedì 11 giugno dalle 16 alle 19 nella sede del Graticolato a San Giorgio delle Pertiche. Thomas Vangelista, carabiniere scelto di San Zenone degli Ezzelini, è stato insignito della medaglia d'argento al valore dell'Arma dei Carabinieri. Atletica giovanile di alto livello a Bassano. Sabato e domenica la città ospiterà il campionato regionale individuale su pista allievi e allieve nel campo di atletica di Via Rosmini. Per i neo e futuri genitori il 20 giugno in sala Oriana Fallaci a San Giorgio in Bosco, workshop gratuito sulla sicurezza e il benessere dei bimbi nei loro primi 1000 giorni. A Cartigliano si sono svolte le Olimpiadi intergenerazionali che vedono protagonisti insieme i bambini della scuola primaria e gli ospiti del centro servizi per anziani. Romano d'Ezzelino festeggia un risultato straordinario grazie alla concittadina Angelica Simonetto, medaglia d'oro all'Artistic World Cup di pattinaggio artistico a rotelle. Il progetto Ci sto a fare fatica ha raccolto il pieno di adesioni per 2 squadre a Villa del Conte. Si cerca un tutor maggiorenne. La settimana d'impegno sarà dal 13 al 17 luglio. Sono ufficialmente iniziati gli interventi nell'area antistante il municipio di Enego che prevedono il recupero e la riqualificazione del muro di contenimento del piazzale. 7 alunni di quarta e quinta dell'IC3 hanno vinto la Coppa Nazionale Canguru della Matematica a squadre, battendo 47 formazioni da tutta Italia nella finale di Cervia. Torna a Mussolente la raccolta del ferro vecchio. Sabato 13 giugno il clan arcobaleno Agesci organizza una giornata di raccolta del materiale ferroso. Ci trasferiamo a Cittadella per un evento invitante.
Un fine settimana dedicato alla cultura del cicchetto veneto va in scena fino a sabato nel cuore medievale di Cittadella. Fra le mura sbarca il primo Festival del cicchetto veneto, fra musica e negozi aperti. Un'iniziativa varata da Vivicittà e Confcommercio con il sostegno dell'amministrazione, che per 3 giorni porta nella città murata la tradizione gastronomica veneta più amata e legata alla socialità. Il Salotto Buono diventa così un grande percorso di degustazione dove gli esercenti, assieme a osti e chef di strada da tutta la regione, portano in scena uno scrigno inesauribile di bontà. Tra 8 giorni sarà Sant'Antonio, una festa molto sentita, e Rete Veneta, come ogni anno, vi racconterà fin dal mattino tutte le fasi religiose e tutti gli eventi che rappresenteranno questa giornata straordinaria. Per la programmazione serale, ospiti di Focus, Michele Boldrin, Luigi Calesso e Diego Cancian, Mario Fabris, Nicola Falconi, Rosa Poloni e Nicolò Sterle. Prima di lasciarvi ai vostri SMS e alle previsioni del tempo, vi auguriamo una buona serata.